vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra, dove stiamo per assistere all'incontro valido per la 10ª giornata di Lega Calcio 8 Serie A2. Protagoniste il Franco Picchiapò in maglia rossa e il Magnitudo in maglia bianca. Con una battuta a rete, ora con il numero 7 che tenta il tiro e trova il palo. Fratini, ottimo tiro di Fratini. Musu cerca il pallone, la palla viene trovata da Fratini che scambia, Fratini tenta nuovamente il gol e trova nuovamente il palo dentro l'area di rigore. Ora Sellitto fa un movimento, si va a Napoletano, la palla finisce a Peluso che cerca il tiro, in qualche modo la palla finisce nuovamente a Sellitto che non trova la rete, trova l'ottima risposta da parte di Soncini. Il passaggio per Pelusi che in qualche modo ottiene il pallone e poi segna il gol del vantaggio. Qui si è visto la mancanza del portiere titolare. 1-0 per la Magnitudo. Gol di Pelusi, ora è bravissimo Sellitto a recuperare il pallone, anche un po' fortunato perché gli rimpalla sulla schiena, poi se lo ritrova sui piedi. Ora Sellitto tenta addirittura il destro e firma il gol del 2-0. Sellitto, il migliore in campo in questo secondo tempo. Di destro parte Fratini che tenta la battuta a rete e trova anche il gol del 2-1. Non perfetto certo Pagano. 2-1 al 17esimo minuto del secondo tempo. Pelusi richiama il pallone e si inventa un gran gol. Pelusi a giro sul secondo palo, non può niente Temperini. 2-1 al 19esimo, 3-1 al 19esimo minuto del secondo tempo. Nuovamente Pelusi con gioco di gambe si libera di Ianna, poi è bravo Temperini a disinnescare il tiro di Sellitto. Temperini, ottima parata, ottimo secondo tempo da parte di Sellitto che poi apre addirittura per Pelusi. Pelusi serve Corsi, ma è ottima la parata nuovamente del portiere Temperini. Ora fine la partita sul punteggio di 3-1 per la Magnitudo grazie alle reti di Pelusi